Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, giornate per l'educazione. Il festival è organizzato dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato l'evento, ovvero la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, l'ULSS 2 Marca Trevigiana e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un ringraziamento molto sentito va anche alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla in tutta Italia. Siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, che come avete visto ha anche un indirizzo musicale e quindi ringraziamo Giada che questa mattina ha allietato la nostra diretta con il brano che avete ascoltato in apertura. Ringraziamo anche Luca che ha fatto altrettanto nei giorni scorsi. Salutiamo tutto il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia, siete molto numerosi, continuiamo a ricevere i vostri apprezzamenti per questa iniziativa, le vostre domande per i nostri ospiti ed esperti a loro volta collegati o in presenza, come è accaduto nei giorni scorsi. Vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali, ringraziandovi per questo supporto. Le nostre dirette web le potete trovare sulla pagina Facebook del Festival Educhiamoci oppure sulla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo, oltre alle persone che sono collegate, anche le persone che sono presenti, perché la novità di quest'anno è che tutte le mattine abbiamo delle classi delle varie scuole di Vittorio Veneto. Questa mattina sono con noi la terza A e la terza B del Liceo di Scienze Umane Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto, che adesso vedrete inquadrati e che magari ci fanno un saluto per la telecamera. Insieme a loro avete visto Consuelo che raccoglierà i loro commenti e le loro domande durante l'intervento del nostro esperto di oggi, in modo che poi ci sia un po' di interazione come auspichiamo. Non sono presenti solo queste due classi di Vittorio Veneto, ma abbiamo in collegamento Zoom anche diverse altre classi veramente da tutta Italia. In particolare salutiamo in questo momento, e ci salutano anche loro, la seconda B e la quarta C dell'Istituto Comprensivo Manicone Fiorentino di Vico del Gargano in provincia di Foggia, con la professoressa Angela Tomaiuoli e la dirigente scolastica Donatella Abruzzese. Ci sono altre scuole collegate, ecco i ragazzi di Vico del Gargano che ci salutano, ci sono altre scuole collegate con la stessa modalità che invitiamo a segnalarsi scrivendo il nome della scuola e la classe in modo che possiamo fare un saluto anche a loro. E dallo stesso istituto da cui stiamo trasmettendo ci sono altre classi che sono in collegamento con i loro insegnanti nelle aule, sono la terza B, la terza E e la prima D della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte, qui di Vittorio Veneto, che appunto ci ospita e che salutiamo chiaramente. Il titolo di quest'anno del nostro festival, come certamente sapete, è Che gioia, perché ci interessava approfondire questo tema della gioia, di come trovarla o ritrovarla nella nostra vita, ma soprattutto di come facilitarla nella vita delle bambine, dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze per i quali rivestiamo i ruoli di educatori, insegnanti e genitori. Quindi ci stava molto a cuore questo tema e sulla scorta dell'anno scorso abbiamo deciso di contattare importanti personalità da tutta Italia e addirittura qualcuno si sta collegando anche dagli altri continenti per contribuire all'approfondimento di questo tema molto importante. Avrete certamente potuto vedere il ricco programma di quest'anno sul materiale promozionale e sul nostro sito dedicato al festival, che vi ricordo è www.educhiamocivittorioveneto.it. Gli incontri sono tutti gratuiti, sono dedicati ai professionisti della relazione d'aiuto, in particolare in ambito educativo, ma sono dedicati anche agli studenti, che infatti vengono in presenza e collaborano con questo festival, e anche alle famiglie. Ci sono inoltre delle rubriche che mandiamo in onda la sera per i più piccoli, come la rubrica Una storia con mamma e papà.
Sono qui oggi in studio con noi anche la dirigente del liceo Marcantonio Flaminio, benvenuta Emanuela Darè, che al termine, grazie a lei per essere qui con noi, che al termine dell'evento ci aiuterà a fare alcune riflessioni ed eventualmente a porre domande al nostro relatore di oggi. Prima di passare alla presentazione dell'incontro di oggi, passo la parola ad Antonella Caldart, assessore del Comune di Vittorio Veneto, che ha voluto fortemente questo festival. Benvenuta, assessore. Grazie, ancora una volta benvenute e benvenuti da Vittorio Veneto. Come avete visto nel video iniziale, noi siamo una piccola cittadina ricca però di storia, di cultura, di pensiero anche, un pensiero che abbiamo quest'anno voluto convogliare, quest'anno come l'anno scorso, convogliare anche su un tema che ci sta fortemente a cuore, cioè quello dell'educazione. Credete, ci sono tante idee, c'è tanto materiale umano, c'è tanta anche professionalità dietro a questo festival, un'organizzazione complessa, e approfitto per ringraziare sia il personale dell'assessorato alle politiche scolastiche del mio comune e anche a IEM Servizi, che ci aiuta nell'organizzazione di tutti questi eventi, insieme alla Tenda TV e a tutti i media partners che ci supportano nella diffusione degli eventi. Però oggi voglio rivolgere un ringraziamento speciale al mondo della scuola. Noi abbiamo pensato Educhiamoci anche per gli insegnanti, per gli studenti, per il mondo della scuola, cioè per gli educatori. E la scuola ci ha restituito, ci sta restituendo con grande entusiasmo proprio l'importanza di ciò che stiamo facendo. Abbiamo moltissimi insegnanti registrati e che ci seguono individualmente, ma come è stato detto da Marco, molte sono anche le classi in presenza e a distanza che ci seguono, e per questo devo ringraziare gli insegnanti di queste classi e anche i dirigenti scolastici. Qui localmente si sta davvero costituendo un gruppo di lavoro, un gruppo di pensiero con le nostre scuole. Praticamente tutti i dirigenti si sono seduti o siederanno qui come ospiti ai nostri eventi, e questo è importante perché il coinvolgimento dal basso è un elemento fondamentale per muovere poi, no, il pensiero. Un pensiero che si è arricchito durante questa settimana di tanti spunti, non solo sui contenuti, cioè su cosa significhi oggi educare, ma anche su come la scuola possa migliorare. E di questi contributi noi facciamo tesoro. Faremo tesoro domani, al momento di questa tavola rotonda che abbiamo organizzato, che si chiama Facciamo il punto, domani alle 17:30. Invito tutti, soprattutto gli insegnanti, gli educatori della scuola, a prendervi parte, perché lì avremo rappresentanti di tutte le istituzioni che si occupano nella nostra società di educazione, e a loro noi porteremo le istanze che sono nate durante questa settimana. Istanze che vogliono contribuire al miglioramento del nostro sistema scolastico. Abbiamo questa aspettativa, abbiamo questo desiderio, abbiamo anche questa ambizione, perché Educhiamoci sta crescendo e penso che possa, ma anche debba dire la sua in termini e sul tema proprio dell'educazione, a partire dal fatto, come ci ha suggerito ieri sera la dottoressa Mortari, di cominciare a parlare a livello nazionale non più solo di Ministero dell'Istruzione, ma di un Ministero dell'Educazione. Sarebbe già un grande passo. Ecco, ai rappresentanti che avremo domani qui, della Regione, del nuovo Parlamento, noi faremo delle proposte che spero contribuiscano davvero al miglioramento di questa comunità educante in cui tutti crediamo. Quindi ancora grazie a tutti voi, ma alle scuole in particolare, per essere stati con noi, per essere con noi, e vi invitiamo davvero a continuare a darci i vostri suggerimenti, perché è insieme che si può veramente migliorare questa nostra società, per il benessere nostro e soprattutto dei nostri ragazzi. Grazie e buon inizio della quarta giornata di Educhiamoci. Grazie Antonella Caldart per questo importante contributo anche di prospettiva.
e per il suo saluto istituzionale. Saluto istituzionale al quale questa mattina, con nostro grandissimo piacere, si aggiunge un secondo saluto altrettanto istituzionale importante, soprattutto una testimonianza che ci sta molto a cuore della partecipazione dei ragazzi al nostro festival, perché è con noi Nicolas Corrocher, che è il sindaco del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi di Vittorio Veneto. Benvenuto Nicolas, a te la parola. Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui, grazie per l'invito. Il tema di oggi è "Se sto bene, imparo meglio". Ad esempio, se in classe c'è confusione e il prof non spiega bene o abbiamo anche paura del prof, è più difficile imparare una qualsiasi cosa. Perciò penso che questo tema sia molto importante e che sia molto giusto parlarne. Buona visione a tutti. Un meritato applauso per il nostro sindaco, di cui condividiamo pienamente le parole, perché questo festival si chiama Educhiamoci, è rivolto ai professionisti dell'educazione o ai genitori, e quindi l'obiettivo è educhiamoci noi per primi per far stare al meglio i nostri ragazzi e i nostri bambini. L'incontro di oggi appunto parla di questo, si intitola, come ha detto Nicolas, "Se sto bene imparo meglio", e abbiamo qui con noi oggi in videocollegamento dalla provincia di Pordenone Enrico Galliano. Benvenuto Enrico Galliano, che ringraziamo sentitamente per la sua presenza e la sua disponibilità. Buongiorno Enrico. Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, come state? Fatemi sentire un saluto commisurato al fatto che grazie a me adesso praticamente diciamo che non state facendo lezione. Lo so. Allora, Enrico Galliano ha già dato l'imprinting di questo incontro, l'abbiamo voluto proprio per quello. 2 parole per presentarlo e dopo gli passiamo assolutamente la linea. Enrico Galliano è, secondo la sua stessa definizione, insegnante in una scuola di periferia, scrive romanzi, crea contenuti web, ma soprattutto coinvolge, come abbiamo appena visto, e travolge studenti e lettori. È autore di una web serie intitolata Cose da Prof, che ha superato 20 milioni di visualizzazioni su Facebook. È un professore che in ogni istante conquista chi vuole ascoltarlo, perché esce dallo schermo, abbraccia dalla carta stampata e scavalca la cattedra. Ha dato il via al movimento Poete Pisti, flash mob di studenti che imbrattano la città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d'Italia dal sito masterprof.it, e quindi oggi onora con la sua presenza il nostro festival. Prima di passare la parola a Enrico Galliano, ricordiamo a tutte le persone che sono collegate che possono porgli delle domande o commentare la diretta nei profili social, oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che ora vedrete in sovraimpressione, che vi leggo, che è 370 31 86 802, mentre invito nuovamente gli studenti e le studentesse presenti in sala a porre le loro domande ricorrendo all'aiuto di Consuelo, che raccoglierà all'interno della vostra platea. Quindi a questo punto mi taccio e lascio la parola a Enrico Galliano. Buon incontro a tutti. Bene, grazie, spero mi si riesca a sentire direttamente dalla mia soffitta, eccola qua. Sono molto felice di essere stato invitato e sono veramente sorpreso dal nostro Nicolas che ha preso la parola prima. Lo ringrazio per averci introdotto e per aver già messo sul tavolo il tema della giornata, no? Stare bene, no, Galliano con 2 L. Chi è che ha scritto Galliano con 2 L? Io protesto, io mi chiamo Enrico Galliano con una L sola, per favore. Così, scusate se faccio questa, però ci tengo, perché ci tengo, il mio nome c'ha una L sola, va bene? Ok. La regia sta già provvedendo. Ottimo, grandi. Allora, sì, mi hanno chiamato qua, credo che sia perché ho un approccio, diciamo, al mio lavoro. Io sono anche un insegnante, appunto, oltre che uno scrittore, e nel mio lavoro quotidiano forse ho un approccio che è in sintonia con quello che si vuol fare qui a Educhiamoci, cioè appunto creare prima di tutto un buon clima. La cosa più importante è cioè
anche in questi anni, ragazzi, il clima prima di tutto, in tutti i sensi proprio. E questo lo si può fare solo e soltanto se da questa parte della cattedra c'è qualcuno che è anche disposto, come ha detto Marco, a scavalcarla. Ok, ormai gli anni sono quelli che sono, se la scavalco rischio che mi faccio male. È una metafora che significa, ecco, rompere il muro, no? Cercare di rompere questo muro che a volte si crea fra studenti e professori e professoresse, vero? O almeno io me lo ricordo così, cioè non so voi ragazzi, ma io quando andavo a scuola lo sentivo sto muro. Cioè mi rendevo conto che parlavo molto spesso con referenti, cioè dall'altro lato sentivo che non c'era qualcuno molto disposto ad ascoltare cosa avevo da dire, cosa volevo, le tante cose che avevo da dire. E forse è proprio per questo che sono diventato poi un insegnante, per cercare di fare il contrario. Fortunatamente in questi ultimi anni, secondo me, le cose stanno un po' cambiando e stanno arrivando tante idee nuove, quindi sono in tanti i colleghi che la pensano come me da questo punto di vista. Appunto perché si parla di ascolto, io ci tengo davvero tanto che se mentre parlo, mentre vi racconto qualche storia, voi avete voglia, usate la chat, usate il microfono, alzate la, ma fate come volete, ma insomma mi piacerebbe tanto sentire le vostre impressioni, o anche se per caso, cioè, cioè, non paradossalmente, insomma, se qualcuno, se a un certo punto io dico una cosa che voi dite, ma che cosa stai dicendo, Galiano con una L? Non è così, guarda che ti sbagli. Anzi, sarei quasi più felice se qualcuno mi dà contro, perché vuol dire che si crea dialogo, no? Poi voi siete tutti in quell'età, no? Vedo che ci sono ragazzi delle medie, giusto? Quell'età in cui lo scontro con l'adulto è il pane quotidiano, vero? Cioè, quante volte al giorno vi viene voglia di dire a un adulto, ma cosa dici? Non è vero, cosa dici? Ecco, questo è il momento in cui lo potete fare, ragazzi? Mi raccomando, o in generale comunque anche se avete domande, questioni, eccetera. Bene, io volevo partire con questo incontro da un nome e chiedervi se lo conoscete, se qualcuno di voi conosce il nome che vi sto per dire. E il nome è Imogene Hill, scritto proprio Imogene e si pronuncia Imogeni in inglese, e cognome Hill come collina. L'avete mai sentito? No, vero? Zero. Bene. Questa persona, ve lo posso, vedo dei no che arrivano dal Vico, del Gargano. Eh, questa persona ha cambiato il mondo invece. Cioè, senza questa persona il mondo non sarebbe quello che è oggi. E adesso vi dimostrerò perché, però per farlo devo partire da me. Devo partire da una storia che parte indietro, cioè da me quando ero un bambino e giocavo a calcio, era il mio grande sogno diventare un calciatore professionista. Anzi, non era neanche un sogno, io a 8 anni ero sicuro che sarei diventato professionista, avrei giocato in nazionale, avrei vinto i mondiali, queste robe qua, no? Però c'era un leggerissimo problemino, cioè che non ero capace, o meglio, diciamo che non ero proprio fortissimo o non ero convinto di esserlo. Fatto sta che alla prima partita il mister mi mette in campo coi pulcini, qua dove sono io si giocava ancora 7 contro 7 i pulcini, neanche 11 contro 11. E arriva la palla in area, io mi butto per terra in scivolata per prenderla e per evitare il gol. E poi però non so come faccio autogol in rovesciata, cioè cercando di prendere la palla da per terra, la giro al contrario, scavalco il mio portiere con un pallonetto bellissimo, cioè che se fosse stato un gol nella porta giusta mi avrebbero dato il pallone d'oro direttamente, credo. E niente, però ho fatto autogol e il mio mister mi ha chiamato e mi fa: Galiano con una L, vieni qua un attimo, ti devo parlare. Siediti qua in panchina un secondo, riposati perché ti vedo stanco. E da quella volta non mi ha più fatto giocare praticamente perché insomma non aveva molta fiducia in me. E fino a qua, storia triste, e vabbè. Ma poi, grazie regia, grazie.
ti voglio bene, chiunque tu sia, che hai cambiato la scritta. Cosa succede? Colpo di scena, un giorno sono lì in classe con la mia classe delle elementari, entra un tizio e si autodefinisce, dice io sono un allenatore di calcio e sono qui perché voglio selezionare i giocatori più forti della scuola per fare la squadra dei più forti della scuola e affrontare tutte le altre scuole, capito? E ci porta fuori in giardino. E niente, fa le squadre, butta la palla in mezzo in giardino, 2 porte improvvisate, proprio così, molto semplice. Lui si mette lì a osservarci, mi arriva la palla e io scarto gente così, perché mi sentivo tranquillo forse, tanto dicevo, figurati se sceglie me, no? E quindi mi sentivo tranquillo, prendo la palla, ne scarto 2 o 3, tiro, faccio gol. E sto mister fischia, blocca tutto e dice, fermi tutti ragazzi, ho trovato il nostro capitano, ci fa. E tutti i miei compagni di classe che gli dicevano, no, 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 non lui, non lui. Come dire, quello scarso, lascia stare. Va bene? E invece però questo mister era convinto, mi ha dato la fascia di capitano, messa qua e io giocavo attaccante in questa squadra durante questo torneo fra le scuole e la cosa divertente è che facevo anche gol, facevo un sacco di gol, ero diventato davvero il più forte della squadra. E quindi si è creato sto paradosso per cui io al pomeriggio con la mia squadretta ero in panchina, non vedevo zero, facevo gli autogol. E al mattino, con giocatori che erano più o meno della stessa età, quindi più o meno gli stessi, ero il più forte di tutti, facevo gol, eccetera, eccetera. Ma io ero lo stesso. Cosa cambiava in questo schema, in questo gioco? Cambiava l'allenatore. La fiducia che avevo dell'allenatore al mattino era quella cosa che mi faceva diventare forte. Era quel qualcosa che mi trasformava. E sono sicuro che anche voi avete, studenti, studentesse, questa esperienza nella vostra memoria. Provate a pensare alla vostra carriera scolastica. Vi è mai capitato di magari andare, non so, male in una materia, cambiare insegnante e l'anno successivo improvvisamente scoprire invece di non essere così male come pensavate? O il contrario, andavate bene, eravate magari convinti di essere bravi in italiano, in matematica, l'anno dopo cambio di insegnante e tracollo. Sapete come si chiama questa cosa? Lì non è che non siete voi, Quando succedono queste cose non è qualcosa che parte da voi, si chiama effetto Pigmalione. È un effetto psicologico studiato da un grande psicologo che si chiamava Rosenthal, che 50 anni fa ebbe un'idea pazzesca. Andare in una scuola elementare americana e fare uno scherzo, un autentico scherzo agli insegnanti. Occhio allo scherzo com'era. Fare dei test di intelligenza in una classe, no? Questi test di intelligenza, però, i risultati, restituirli agli insegnanti, restituire i risultati truccati. Cioè, Rosenthal fece credere agli insegnanti che non conoscevano questi studenti, conoscevano solo il test di intelligenza loro, far credere che i ragazzini che erano andati malissimo in questo test fossero molto intelligenti, cioè che avessero raggiunto i punteggi più alti. E poi invece gli altri invertire le cose in pratica. E fine dello scherzo, Rosenthal andò via, tornò dopo un anno e successe qualcosa di miracoloso. Cioè gli studenti che erano così, alla fine dell'anno erano tutti migliorati e diventati non forse i migliori, ma molto migliorati. E anno dopo anno sempre meglio, fino a che alla fine della scuola erano diventati i più bravi di tutti. Questo semplicemente dicendo ai loro insegnanti: guarda che questo ragazzino, sta ragazzina è intelligente, curalo bene perché ha tante doti, è molto perspicace, eccetera, eccetera.
Capite che potere ha la nostra mente? Ha la mente quasi di far autoavverare delle profezie. Infatti, un altro nome di questo effetto si chiama proprio profezia che si autoavvera. Una profezia è quando tu dici succederà questo, e profezia che si autoavvera significa farlo succedere davvero. Quindi, semplicemente dicendo, adesso tu ce la farai, io faccio sì che tu ce la faccia. Capito? La cosa miracolosa. E il nome Pigmalione deriva da un vecchio mito greco di questo scultore che era Pigmalione, appunto, che era in grado di far prendere vita alle sue sculture. Notate la sottile metafora, la simbologia? Cioè io ti scolpisco, ma dopo che tu prendi vita, cioè tu diventi quella cosa che io ho immaginato. È questo che intendo quando parlo di far star bene in classe, no? È questo clima qua di fiducia che si deve creare dall'insegnante allo studente, perché posso dirlo, posso fare autocritica, cioè dire noi insegnanti, me compreso, molto spesso ci caschiamo in pieno proprio. Qual è l'errore che facciamo più spesso? Essere noi i primi a non aver fiducia in voi, a pensare che voi non ce la facciate, che voi non ci riusciate, che voi non... E in questo modo vi condizioniamo e facciamo sì che davvero poi non ce la fate. Questo è un aspetto importantissimo. Una grande pedagogista, si chiamava Maria Montessori. Non so se l'avete mai sentita nominare, però è stata una figura così importante che in tutto il mondo ci sono le scuole Montessori. Vai a New York, c'è la scuola Montessori, vai ad Amsterdam, c'è la scuola Montessori. Bene, lei diceva cosa? Diceva, attenzione, la cosa che non devi mai fare, mai fare, è pensare male di uno studente. Perché se tu pensi male di lui, il tuo pensiero lo trasformerà, farà sì che diventerà quello che tu hai pensato. Sì, io chiamo questa cosa qua il pensare, l'effetto Voldemort invece. C'è l'effetto Pigmalione, che è appunto quando io ti trasformo, ti faccio prendere vita, ma c'è anche l'effetto Voldemort. Chi era Voldemort? Voldemort è appunto questo mago diabolico, no? Che pensa, quel bambino è il mio nemico e mi ucciderà. E allora cosa devo fare? Lo combatto così lui non mi uccide. E poi, proprio per il fatto che Voldemort combatte contro Harry Potter, vabbè, non vi dico come finisce, perché non serve che ve lo dica, spero, anche perché magari c'è qualcuno che non ha mai letto, e non voglio rovinare il finale o spoilerare, però è esattamente anche questo che si può creare, come io ti posso tirare su, allo stesso tempo questo grande potere di buttarti giù. E veniamo quindi alla storia con cui ho iniziato questo racconto. C'era questo ragazzino, siamo sempre negli Stati Uniti. Questo ragazzino era un vero teppista. Era di quelli che quando ce li hai fra i tuoi studenti vuoi metterti sempre le mani nei capelli, che dici, oddio, come faccio? Perché non riusciva a stare fermo, non riusciva a stare attento, non riusciva a ricordare niente di quello che si faceva in classe e in più, gli piacevano gli scherzi, faceva un sacco di scherzi. Una volta, non fatelo anche voi, una volta mise addirittura, accese una piccola bombetta, un petardo dentro la cattedra della prof, e così quando lei si sedette scoppiò, della maestra, e scoppiò il petardo in cattedra, cioè, e una volta bruciò il registro. Insomma, era veramente un teppista questo, ragazzi, uno di quelli che... E sapete, gli Stati Uniti non hanno un sistema scolastico come il nostro, loro hanno le classi speciali. Le classi speciali sono quelle per i ragazzi con difficoltà. Possono essere difficoltà di comportamento, difficoltà cognitive, difficoltà deambulatorie, ma insomma mettono tutte queste figure in queste classi speciali, un'idea che noi per fortuna in Italia aborriamo, vero? Di dividere le persone per
per queste cose, anzi sappiamo che ci può essere, no? Attraverso l'integrazione fra tutti ci può essere crescita, ma lasciamo stare. Volevano mettere sto ragazzino in una classe speciale perché appunto non stava mai fermo, eccetera, e lo vanno a dire ai genitori, fanno un colloquio con i genitori, dicono, sono i suoi genitori adottivi, gli dicono: guardate, il prossimo anno per favore, cioè noi la nostra intenzione è metterlo in una classe speciale. E i genitori dicono: ma come classe speciale? Ma guardate che è un ragazzino intelligente, dicono, ha solo bisogno di essere un attimo, no? E il preside lì titubante, insomma, discutono un po', alla fine giungono a un compromesso. Dargli ancora un altro anno, cambiandolo di classe, cioè spostandolo in una classe diversa. Cosa succede? Succede che viene messo con una nuova insegnante e questa insegnante lo prende subito sotto la sua ala, no? Gli dice: vieni qua, siediti di fianco a me, tu sarai il mio segretario, gli dai incarichi di responsabilità, tu mi farai questo. E ogni piccolo progresso che fa sto ragazzino, la sua insegnante dice: bravo, bene, sei cresciuto, stai migliorando, continuamente sottolinea tutti i suoi miglioramenti, anche quelli più insignificanti, va bene? E in questo modo il ragazzino, a parte che si affeziona tantissimo alla sua nuova maestra, ma sviluppa una sorta di volontà sempre di compiacerla, diventa quasi dipendente dai suoi rinforzi, dai suoi sostegni, dai suoi complimenti. Allora continuamente cerca di fare cose che gli facciano avere dei complimenti da parte sua, e in questo modo piano piano dimostra di avere dei talenti insospettabili. Per esempio, si scopre che ha una calligrafia pazzesca e ha un grande gusto per la grafia, per la scrittura, e poi per tutto ciò che è appunto gli aspetti creativi, e poi è appassionato di fare piccole macchinette, marchingegni, insomma, nascono un sacco di talenti. Sto ragazzino cresce, alla fine diventa uno dei migliori della scuola e dopo pochi anni va all'università, lascerà questa università per fondare una compagnia e la compagnia si chiama Apple. Apple, cioè la stessa compagnia da cui nasce l'iPhone, ma prima ancora il primo personal computer, il computer come oggi voi lo usate, e nasce per un'idea di questo ragazzino che si chiamava Steve Jobs. E Steve Jobs ha scritto pochi anni prima di morire una autobiografia, e in questa autobiografia ha messo nero su bianco che non sarebbe successo niente di tutto ciò, non avrebbe fondato compagnie. Lui ha fondato anche la Pixar, cioè i cartoni animati, i film di animazione che vedete della Pixar sono un'idea di Steve Jobs. Oltre all'iPhone, la Pixar, tutte queste cose non sarebbero mai arrivate se non fosse stato per l'incoraggiamento della sua maestra. E la sua maestra, come si chiamava, secondo me lo sapete. Vabbè, è un nome un po' difficile, forse è difficile da ripetere, però insomma si chiamava Imogen Hill. E capite quanto ha cambiato il mondo una semplice maestra anonima. E mi piace molto che nessuno sappia il suo nome, perché credo che anche questa sia una caratteristica del maestro: sparire, cioè non prendersi il merito di tu, cioè a un certo punto venire fuori dal quadro, no? Lasciare il posto solo a te, studente, studentessa, a quello che sei tu. Credo che sia questo il valore più importante, ecco, di un grande maestro, di una grande maestra. E guardate che anch'io oggi sono qua, credetemi, se sono qua dovete ringraziare, oppure, non lo so, biasimare, decidete voi se preferite ringraziare o biasimare, la mia maestra d'asilo, per prima. Perché lei, quando avevo 5 anni, disse a mia mamma: Enrico ha tanta fantasia. Uè, tanta fantasia, davvero? Io? Ma è incredibile. E il fatto che qualcuno abbia riconosciuto in me questa dote
ha fatto sì che io stesso la riconoscessi e quindi facessi di tutto per svilupparla sempre di più, e quindi tutti i romanzi che ho scritto nascono dal fatto che qualcuno ha detto Enrico ha tanta fantasia. Poi devo ringraziare la mia maestra della scuola elementare che quando appunto ero con lei, tra le prime si accorse del fatto che nella scrittura io riuscivo a far ridere le persone. Mi fece notare che scrivevo in modo divertente, che la gente cioè, che le veniva da ridere leggendo quello che scrive. Non so se era un complimento, forse non era neanche un complimento, forse era addirittura un guarda che fai ridere come scrivi, non lo so, ma io ho voluto credere che intendesse quello. Poi la mia prof delle medie di lettere, che anche lei notò la mia capacità nella scrittura, e tutte queste figure sono state fondamentali per me per riuscire a far venire fuori quello che avevo da dire. Ecco. Quindi adesso in questa prima parte magari mi sono rivolto un po' a chi fa il mio mestiere. Adesso mi sposto un attimino di più su di voi, ragazze e ragazzi. Dovreste fare la stessa cosa anche voi, cioè cercare il vostro mentore. Sapete che cos'è un mentore? Un mentore è una persona che crede in te, è una persona che ha fiducia nelle tue possibilità e che ti lascia fare anche le cose da solo. È un aspetto importante del mentore, cioè il mentore non fa le cose al posto tuo. Il mentore crede talmente tanto in te che ti dice no, ce la puoi fare, vai, 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 ce la fai. E naturalmente poi sta lì, non è che va via e ti lascia lì da solo, sta lì e ti sta vicino, insomma, nel caso in cui poi le cose si mettano male. Anche questo è un aspetto importante del mentore. Ecco, affidatevi il più possibile. Sono sicuro che ce n'è qualcuno lì, fra i vostri insegnanti, il vostro allenatore, il vostro papà, la vostra mamma, chiunque insomma sia quella figura che vi infonde fiducia, vi fa credere in voi stessi. Voi andategli vicino, stategli vicino e cercate il più possibile, ecco, di prendere spunto, a volte anche come modello, va bene, eh? Non è un errore prendere dei riferimenti, dei modelli, non è copiare. Sembra copiare all'inizio, perché dice, in realtà è semplicemente un modo per imitare, per trovare poi il tuo modo di camminare, come quando siamo bambini, no? Che camminiamo perché vediamo gli altri anche camminare, ma poi siamo noi che dobbiamo trovare il nostro passo. Però intanto, ecco, prendere a modello qualcuno intorno a voi e viceversa, state lontani da chi vi butta giù. State lontani da chi vi butta giù. La conoscete quella poesia di Baudelaire? Si intitola L'albatro. È una poesia bellissima che, se volete, oggi, quando avete tempo, andate a pescarla su Google e leggetela, perché sembra veramente una poesia semplicissima, perché parla di una scena proprio facile, cioè sti marinai che vanno nell'oceano e vedono questi albatri. Gli albatri sono fra gli uccelli più grandi che ci sono sull'oceano, hanno un'apertura alare che può raggiungere anche diversi metri, sono molto molto grandi, però questi marinai sono abituati, sai, durante la navigazione, è una poesia dell'Ottocento, quindi lunghi viaggi per mare, si annoiano, non sanno cosa fare, allora prendono sti uccelli, li catturano con un'esca e poi dopo li legano e ci scherzano, ci giocano, li prendono in giro, no? E la poesia racconta proprio questa differenza, no? Fra com'era l'albatro prima, quando volava alto nel cielo, che era imprendibile, bellissimo, meraviglioso. Lui lo paragona proprio all'artista, al poeta, che quando scrive è lontano, no? Ed è meraviglioso quello che riesce a fare. Guardate qua. No? Questo è quello che sa fare un albatro. Questo è Van Gogh, no? E però quando lo porti a terra, quando lo catturi, quando è in mezzo alla gente, rischia di diventare spesso una figura un po' comica, bizzarra, strana, che viene facilmente presa in giro. Ebbene, questa poesia che parla dell'artista si può vedere come una metafora di tutto, ragazzi, di tutto. Perché sono dappertutto intorno a noi sti marinai che ci vogliono buttare giù, ci vogliono tenere a terra. Perché sapete cosa li infastidisce? Li infastidisce vedervi volare.
quando voi volate alti, quando voi esprimete davvero quello che siete, è vero che spesso vi trovate intorno gente che, ma cosa pensi di fare? Ma dove vai? Ma chi credi di essere? Oppure ti prendono in giro perché, magari, non so, faccio un esempio, stai ballando e sembri un po' ridicolo, vero? Ma dove vai? Perché sembri strano, bizzarro. Ecco, ricordatevelo, quelle persone, quando vi prendono in giro, non lo fanno perché siete strani, lo fanno perché vogliono tenervi giù. Non sopportano l'idea di vedere qualcuno che vola alto. Quindi, se è vero che dovete cercare le persone che vi incoraggiano, che vi stanno vicine, che trovano in voi qualcosa di bello, un vostro talento, una vostra forza, state lontani, via, via, via da quelli che vi vogliono buttare giù, che vi prendono in giro, che vi tengono invece lì, perché esistono al mondo due tipi di amici. Due tipi di amici. Uno, ed è l'amico amico, quello vero, è l'amico che è felice quando ti vede volare alto, va bene? È felice quando ti vede volare alto perché è felice per te. E poi c'è due, che è l'amico non amico, è il falso amico, che invece è felice quando stai a terra alla sua altezza, quando stai basso, perché così non si sente inferiore, perché così si sente basso. Ecco, sappiate sempre dividere questi due diversi tipi di amicizie, state lontani da chi vi tiene a terra come i marinai della poesia di Baudelaire e cercate invece di stare vicini a chi sorride quando state volando. Mi fermo un attimo per bere e per vedere se qualcuno, intanto, visto che abbiamo ancora circa un quarto d'ora, ha delle domande. Ci sono le domande? Ne abbiamo una che sta arrivando adesso, Allora, la domanda è, te la possiamo fare? Allora la domanda è, cosa fare di fronte a un talento che non vuole continuare a coltivare il suo talento? Perché dice che non gli piace più, quando in realtà ha paura di non riuscire. Ti è capitato? Cosa si può fare in questi casi? Cioè quando noi vediamo il talento di qualcuno, figlio o alunno, che però sembra disinteressarsene. Allora, le casistiche sono tantissime. Quella che ho incontrato io più spesso, che veramente molto spesso, non è tanto la paura di non farcela in sé, è la paura di deludere noi. È la paura di non essere all'altezza delle aspettative dell'adulto, del genitore. Noi genitori e insegnanti, anche noi insegnanti siamo così, non ci rendiamo conto di quanto siamo in grado di essere ansiogeni. Noi siamo ansiogeni a volte, la vera radice dell'ansia di sti ragazzi siamo noi, perché vi riempiamo di queste aspettative, di se non ce la fai vuol dire che non ti sei impegnato, mi hai deluso, non ti sei impegnato abbastanza e ci dimentichiamo di una cosa fondamentale, che non solo cadere, fallire, sbagliare, arrivare secondi, anzi arrivare ultimi è un'eventualità, ma è una grande fortuna. Arrivare ultimi è la cosa più bella che vi possa capitare in un percorso di crescita. Perché? Ve lo spiego subito perché, con un esempio molto chiaro. A 12 anni, Rafa Nadal, adesso non più numero uno al mondo nel tennis, ma lo è stato per anni, lui e Federer facevano un anno uno, un anno l'altro, il numero uno al mondo. A 12 anni Rafa Nadal ha incontrato in una partita di tennis questo tennista francese di cui non so manco il nome, e sto tennista francese gli ha dato 6-0, 6-1, che nel tennis equivale a, senti, vai a casa che lascia stare, cioè non c'è proprio partita. Però oggi noi non ci ricordiamo il nome del ragazzino francese, ma quello di Rafa Nadal sì. Quello di Rafa Nadal invece se lo ricordano tutti. E abbiamo fatto l'esempio di Steve Jobs prima e lo posso ritirare fuori da questo punto di vista. Anche Steve Jobs è fallito diverse volte in vita sua.
e tantissimi altri imprenditori. Elon Musk ha avuto diversi fallimenti nelle sue varie imprese. A un certo punto ha sparato un razzo e non è riuscita la prima missione, se non sbaglio. Le prime 3-4 missioni su Marte sono andate male. Tantissimi imprenditori sportivi, scrittori, io sottoscritto, io qua Enrico Galliano con una L, ho ricevuto 100, anzi più di 100 rifiuti dalle case editrici per i miei libri. Più di 100 rifiuti sono tanti, ragazzi, ve lo dico, so parecchi e fanno male, ma male. Ma senza quel male, senza quelle botte, non avrei mai capito che forse ero io che avevo bisogno di migliorare, di esercitarmi, di continuare a scrivere cambiando un po' lo stile, cambiando un po' le storie, aggiustando di qua, aggiustando di là, e alla fine, dopo 100 erotti rifiuti, c'è stato qualcuno che mi ha detto, beh, guarda che scrivi bene, anzi la prima volta mi ha detto, bello, la tua storia ci piace molto, ma non pensare che sia pronta, devi lavorarci ancora un sacco. Anche quello, non dico fosse fallimento, ma era comunque una mezza, non era un 10, era un 6,5. Nel senso, ci sono potenzialità, ma devi lavorarci su ancora tanto. Infatti ci ho scritto sopra, riscritto quella storia per un altro anno e mezzo, l'ho riscritta 7 volte, la prima bozza rispetto alla settima, 7 volte. E adesso quella storia là, chissà se c'ho una copia qua in giro. Beh, ce n'ho una dell'edizione tedesca. Eccola qua. Questo libro qua, che si intitola Eppure cadiamo felici, ha venduto 150.000 copie. 150.000 copie sono, credetemi, tante. Aspetta che metto giù. E non lo sto dicendo per tirarmela, cioè sì, un po' sì, ma poco. Lo sto dicendo perché il prezzo di questo traguardo è stato 100 erotti rifiuti, 7 riscritture, insomma infinite botte. E il problema spesso, appunto, di questi talenti inespressi è che facciamo passare il fallimento per una cosa brutta, quando invece dobbiamo reinquadrarlo. Il fallimento fa parte del gioco, vecchio, cioè non si scappa. Il fallimento non è che dici, ah, forse potrebbe, no, deve succedere. Se non succede, preoccupati. Se non cadi mai, preoccupati, perché stai per diventare come quel tennista francese di 12 anni fortissimo che non perdeva mai, che batteva sempre tutti. E a un certo punto però è sparito perché evidentemente non è stato allenato a cadere e rialzarsi, e questa è la cosa più importante, non è tanto avere successo, ma cosa fare dopo un insuccesso. E questa è la cosa fondamentale da apprendere. Per quello che anche stare bene a scuola significa introdurre all'interno della classe l'idea non che l'errore ci sta, vabbè dai ci sta, no, applauso quando c'è l'errore, bene, sì, hai sbagliato, bene, grande, hai capito perché hai sbagliato? Adesso rifacciamo insieme. A un certo punto io non ho conosciuto nessuno studente così matto da dire, da dire non voglio migliorare me stesso in qualcosa. Io voglio restare schifezza in questo, non voglio migliorare, perché se qualunque essere umano che non sia completamente uscito di senno desidera migliorare in ciò che fa e poter dare il massimo di se stesso in qualcosa. Quando siamo di fronte a delle rinunce, chiediamoci sempre, è una rinuncia perché questa persona non è in grado, che di solito non è così, o perché ha paura di fallire e la paura del fallimento la fa fermare prima ancora di provarci? Chiudo con un test, che sono sempre i test psicologici, quelli rivelativi in questa cosa. Lo conoscete il test degli anagrammi? È un altro esperimento socio-psicologico e funziona così. Prendi una classe, la dividi in 2, ok? Alla metà di destra assegni degli anagrammi. Sapete cosa sono? Sono quando dai delle lettere confuse
e lo studente deve metterle insieme per formare una parola. E alla parte di destra, alla metà di destra, dai degli anagrammi facilissimi, tipo di pochissime lettere, no? E a quelli invece dall'altra parte ne dai di difficilissimi. La cosa strepitosa è questa, che naturalmente all'inizio gli studenti di sinistra dicono non ci riesco, ma facendo così al terzo, quarto tentativo, quando dai a tutti quanti lo stesso tipo di difficoltà di anagrammi, quelli che prima fallivano sempre perché avevano gli anagrammi difficili, non ci provano neanche. Non ci provano neanche perché dicono no, non sono capace, faccio schifo di qua e di là. Quelli dall'altra parte invece che hanno avuto prima quelli più facili, si sono autoconvinti di potercela fare e ci provano e alcuni ci riescono. Questo vuol dire che cambia tutto la fiducia che uno studente ha in se stesso, uno, e due, che questa fiducia ve la possiamo dare noi. Possiamo aiutarvi a costruirla. Ho finito e adesso vedo una domanda. Seconda B, terza B, cos'è? Seconda. Adesso ti arrivano le domande, te le faccio io perché tu hai chiesto qualche domanda critica e domande critiche sono arrivate, quindi credo che finalmente, sarai bravi. ben contento. Allora, la prima domanda viene da uno studente che dice, ma però spiegaci come facciamo ad affrontare i prof Voldemort. Allora, per voi studenti, il prof Voldemort può essere un'opportunità educativa, ecco, mettiamola così. Nel senso che adesso che avete un nome, Pigmalione e Voldemort, credo di avervi dato un piccolo strumento per riconoscere chi è per voi un Pigmalione e chi è per voi un Voldemort. La buona notizia è che non tutti i Voldemort sono davvero dei Voldemort. Molto spesso sono dei Voldemort inconsapevoli, non sanno di esserlo, non se ne rendono conto. E quindi sviluppano verso di voi questa sfiducia nelle vostre possibilità, ma non si rendono conto. Ma lo dico perché è capitato anche a me. Anch'io sono stato Voldemort per qualche studente, non faccio fatica ad ammetterlo. E sono stati dei fallimenti che mi sono serviti per imparare, per migliorare. E quindi so benissimo che possiamo cambiare. Il punto è che ci vuole un grande atto di coraggio da parte vostra. Cioè dovreste parlare con loro, dovreste dirglielo, dovreste cercare un dialogo. Se a fronte di una ricerca di dialogo da parte dello studente, in cui lo studente a cuore aperto dice guardi, prof, io sento che lei non ha molta fiducia nelle mie possibilità e sento che questa sua sfiducia poi toglie fiducia anche a me. Cioè sono queste le parole da usare, papali. Se anche di fronte a questa affermazione dall'altro lato c'è un non è vero, non sono io, ecco allora potreste essere di fronte a un Voldemort. E lì tanti auguri, nel senso cercate di resistere, ma mi auguro che sia veramente una cosa rarissima. Io ne conosco proprio 2 o 3, ne ho conosciuti così cocciuti da non aver voglia di darvi una mano. Guardate che noi, lo so che non sembra, ma noi siamo lì per darvi una mano. A volte ci comportiamo in modo che non ve lo facciamo capire bene, e lo so, perché purtroppo abbiamo un sacco di problemi anche noi, però siamo lì per darvi una mano. E allora dateci una mano a darvi una mano. E quindi quando vi capita un Voldemort, provate a spiegargli perché per voi è un Voldemort e quasi sicuramente, secondo me, al 95% lo potrete trasformare in un Pigmalione. Devi finire? Vai tu? Sì, allora io adesso passo la parola invece alla dirigente Emanuela Darè, che è qui con noi. Grazie. Beh, io mi complimento con il professor Galliano perché effettivamente le osservazioni che ha fatto sono, credo, condivisibili in toto, nel senso che
dietro, cioè, ciascuno di noi nel suo percorso scolastico ha conosciuto dei docenti con i quali è entrato in empatia maggiore o minore, e a ritroso, quando magari il percorso di studi si è concluso, è anche facile riconoscere che alcune figure di questi docenti, magari quelli per i quali c'era più, diciamo, meno empatia, sono in realtà stati quelli più significativi nelle nostre scelte professionali. Quindi il fatto che sia fondamentale l'incontrare dei docenti in grado di far emergere tutti i talenti che uno studente ha a disposizione e di valorizzare anche quegli studenti che magari ci appaiono cosiddetti meno bravi, quelli con i quali vorremmo meno avere a che fare, è sicuramente una grande scommessa. In quell'alleanza che noi sempre cerchiamo e che tra l'altro dopo la pandemia, ci auguriamo di poter dire dopo la pandemia, è ancora più importante, sicuramente questa alleanza è fondamentale. Abbiamo visto che cosa significa non avere questo contatto diretto con gli studenti e averne invece la necessità, e quanto pesi per i docenti e anche per gli studenti non relazionarsi direttamente. Io volevo però chiedere questo al professor Galliano, anche facendo riferimento alla sua esperienza di docente. Come vede il rapporto che si sta creando in questo contesto di nuova scuola in relazione ai genitori? Perché indubbiamente gli studenti che incontrano un valido mentore sono spesso quelli che dal mentore ricevono anche giudizi negativi, perché magari sbagliano, devono rivedere alcuni passaggi e quindi ricevono delle critiche. E questi sono probabilmente i veri bravi mentori, cioè quelli che riescono a stimolare anche con il giudizio negativo, temporaneamente negativo, i loro studenti, però spesso si incontrano poi nelle relazioni con i genitori, e qui si apre un altro fronte che indubbiamente dovrebbe essere di alleanza con i mentori, ma talvolta non lo è. E osserviamo, almeno dal mio punto di vista, lo sforzo delle scuole è sempre rilevante nel riconquistare questo rapporto, talvolta però è anche molto difficile da rifondare, mentre è fondamentale. Quindi volevo capire come si deve porre il docente che voglia essere un vero mentore, perché non tutti i docenti sono dei mentori, però indubbiamente quello è l'obiettivo, ma la grande scommessa è anche la relazione con l'altra componente, diciamo, fondamentale nella vita di uno studente, che sono i genitori. Allora, dirigente, guardi, io faccio spesso assegno spesso questo, diciamo, tema ai miei studenti, dove chiedo come dovrebbe essere il vostro professore, la vostra professoressa ideale, cioè come lo vorreste, come la vorreste? Se poteste, non so, farla in laboratorio, no? Come la costruireste? E mi sorprende il fatto che tutte le volte una delle risposte più ridondanti che tornano è: vorrei che fosse severo. E io ho sempre pensato, ma no, ma come? Cioè, gli studenti non vogliono i prof severi, vogliono i prof quelli un po' più, no? Un po' più morbidi. No, 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 invece tantissime ragazze e ragazzi dicono, no, io voglio un professore severo. Ma inteso in questo senso, secondo me, intendono severo in quanto onesto, e severo nel senso di coerente rispetto alle regole, rispetto anche alle sanzioni. Una delle cose che dà più fastidio in assoluto agli studenti è questa: vedere che ci sono ragazzi che la passano sempre liscia e altri che invece si beccano costantemente la punizione, la nota, i compiti in più, le cose. Vedere quindi una mancanza di equità di trattamento, sta cosa li manda in bestia. E dico, hanno ragione, perché anch'io divento matto se vedo che il figlio del ministro, no, ha un trattamento diverso rispetto a me, per esempio. Perfettamente, io la sposo in pieno questa filosofia. La severità proprio in questa logica di equità di trattamento, di coerenza di comportamenti, perché non puoi essere il primo a trasgredire le regole che tu impartisci. Cioè, se ci diamo delle regole, tu devi essere quello che le rispetta, non solo come gli altri, ma più degli altri. Questo è il tipo di severità. E poi l'onestà. Cioè, non pensiamo che ai ragazzi faccia paura un adulto che dice loro quando sbagliano e quando si comportano male.
A loro fa paura quando un adulto li redarguisce, li sgrida senza comprendere i motivi per cui possono aver sbagliato, per cui possono aver fatto male quello che hanno fatto. Quando pensa subito facilmente che nella verifica d'inglese sei andato male perché non c'hai voglia di studiare. Magari le ragioni sono altre. Andiamo a vedere i perché dietro un fallimento, dietro un risultato poco soddisfacente. Questa è la vera severità. La severità è fatta anche di comprensione. Ecco, quindi no, io metto al primo posto essere onesti e severi. Un buon mentore, come ha detto lei, dirigente, è uno che te lo dice se hai fatto schifo durante la prova. Te lo dice chiaro e tondo, con la dovuta delicatezza, non diventa mai dileggio, non diventa mai presa in giro, ma te lo dice. Però al tempo stesso ti dice, ok, vediamo perché adesso. Hai fatto schifo, va bene, ma vediamo perché. Cioè, come mai tutti questi errori? Queste cose a casa le sapevi. Cioè, a casa, come mai in classe invece no? Cosa è successo? Magari si scoprirà che in quel momento è scesa la nebbia per l'ansia, no? Come succede anche a noi adulti, no? Ci prepariamo benissimo la nostra presentazione, andiamo al meeting di lavoro davanti a 100 persone, ci impappiniamo di brutto e prima eravamo bravissimi, e questo perché? No, cerchiamo di capire cosa è successo e vediamo come combattere le cause che ti hanno portato al fallimento, ecco. Credo che sia questa la chiave fondamentale. Non è facile, non dico subito, non è una roba che dice facilissimo, perché purtroppo abbiamo un sacco di bias mentali, cioè di autoinganni che ci facciamo, per cui facciamo delle equazioni molto semplici. Sei andato male, non hai studiato. Sei indisciplinato in classe è perché vuoi far casino, non vuoi far lezione, sei pigro, magari, appunto, cercare di capire sempre i perché. Abbiamo anche delle domande dalle persone che sono collegate. Allora, abbiamo una domanda da Rossana con 2S che ci chiede: la professoressa Lucangeli nei giorni scorsi ha detto che se metti un insegnante caldo in un oceano ghiacciato si ghiaccia anche l'insegnante. Come ti trovi tu nel sistema scuola e come possiamo migliorarlo? Ma sai, io insegno alle medie, è un po' raro trovarsi in un lago ghiacciato, cioè è molto più probabile il contrario di solito, che sei nelle fiamme calde dell'inferno, arrivi tu ghiacciolo e ti sciogli, perché magari tu adulto sei un po' più freddo, un po' più... Questa è la situazione più... Però capisco perfettamente cosa intende la dottoressa Lucangeli, perché quando sei, cioè è un errore pensare all'insegnamento, ma in generale all'educazione, come un gesto neutro. Cioè quello lo fa Wikipedia, che ti mette lì delle informazioni, o YouTube, guardi il video, fine. No, è un'attività calda, proprio perché sono in gioco un sacco di emozioni, sono rapporti umani, prima di tutto. Prima di essere rapporto insegnante-studente, sono persone che si incontrano in una stanza e cercano di costruire qualcosa insieme. Questo è all'inizio, soprattutto. E quindi è importante, credo, per restare nella metafora della dottoressa, capire la temperatura della classe di quel momento. È fondamentale. Cioè, entrare dentro, subito, aprite il libro, fuori esercizio, pagina. No. Sta roba è controproducente, perché primo riuscirai a fare 1/10 di quello che potresti fare e secondo rischi addirittura di far danno, rischi di creare inconsciamente l'idea che la scuola sia sta roba qua, e quindi quando sti ragazzi cresceranno e si troveranno di fronte a un libro magari di scienze, associeranno mentalmente le scienze a sta noia, a sta barba, a un posto dove non ti riesci a riconoscere, dove non stai bene. No, prima cosa, entri in classe, come state? Tu come stai? Ah, ti vedo la pettinatura nuova. Prima le persone, prima l'essere umano, dopo la storia, la geografia, le scienze. Grazie, un intervento quest'ultimo che si collega ad altri che abbiamo sentito sulla stessa onda: prima curiamo l'individuo e poi l'apprendimento. Qui adesso c'è una persona, un insegnante dell'asilo nido, che dice: vorrei contraddire Galliano con una sola L.
rispetto alla sua convinzione che molti professori negli ultimi tempi sono più vicini alla persona piuttosto alla didattica. Allora, succede invece che noi al nido stiamo molto attenti al positivo, guardiamo che quello che un bambino sa fare, predisponiamo la giornata per aiutare il bambino a esprimersi sempre secondo le sue attitudini, poi entrano nell'istituzione scolastica e devono inserirsi in certi schemi, non possono più esprimersi come prima, sembra che stiano tutti nella stessa scatola, tutti con lo stesso vestito, quindi come facciamo a trasmettere ai ragazzi il senso critico che porta a saper stare nel mondo secondo il suo essere innato? Qua su questa contraddizione purtroppo ci manca la cosa più importante, cioè i numeri, e sono anche molto difficili da come dire, ricavare, perché come fai a valutare? Quindi la mia è una, appunto, impressione tutta soggettiva, lo dico, io ho questa impressione ricavata dal fatto che magari posso frequentare tante scuole, non solo la mia, poiché ogni settimana, insomma, sono ospite di 2, 3 scuole diverse. Da questi incontri io ho dedotto questa cosa. Certo, potrebbe essere un'impressione viziata dal fatto che effettivamente ti invitano solo gli insegnanti, magari che sono in sintonia con te come idee, e tu pensi che, e quindi magari intorno c'è tutto un altro mondo diverso che io non vedo, però appunto non pretendo di aver ragione su questo, porto solo un'esperienza. Però è vero, e penso che dovremmo tutti noi dei gradi di scuola successivi alla scuola dell'infanzia, ma io credo più che altro dalle medie in su, fare tanta autocritica e non semplicemente trincerarci dietro questa accusa molto diretta e molto giusta, che ci dice: ma ragazzi, ma vi rendete conto che sti ragazzi vengono poi da voi a scuola e avvertono la scuola come una prigione, come un posto triste, come un posto dove non possono esprimere se stessi? Ve ne rendete conto? Dovremmo veramente dire: accidenti, forse, e se fosse così? Almeno il dubbio, no? E provare a cambiare anche un po'. Quindi ti do perfettamente ragione su questo. E il problema però è anche, sai, se posso dare, vedi, cercare i perché delle cose, dare una spiegazione al perché succede. Il fatto è che la scuola è veramente un'istituzione molto fissa. Quando tu provi a cambiare qualcosa, magari fuori cioè ti ritrovi un sacco di vento contro che ti dice: no, abbiamo sempre fatto così, e così cos'è sta roba, sta novità, cosa stai pensando di fare? O è un cambiamento collettivo, cioè veramente appoggiato da tutti, non solo da chi c'è dentro, ma anche da chi c'è fuori. Faccio un esempio, collega, i banchi a rotelle. Adesso, ti ricordi, no? Nel 2020 la ministra propone questa soluzione per le scuole che le vogliono, per chi le vuole chiedere. Oh, apriti cielo, sembrava che avesse chiesto di fare le scuole, cioè in mezzo al deserto, cioè una novità epocale, invece era un aiuto per i lavori di gruppo, per i laboratori, una cosa semplicissima, però l'hanno subito attaccata da tutte le parti, perché no, cos'è? E l'hanno presa in giro anche, vedi, prendere in giro per buttarti giù. Lungi da me difendere, non è una difesa politica la mia, è proprio il concetto dell'idea di portare una novità e subito ti massacrano. Quindi hai ragionissima, sti poveri ragazzi vengono alle medie e acquisiscono della scuola un'idea molto negativa, che poi perpetuano anche fino alle superiori e oltre. Però è anche vero che la società di fuori dovrebbe essere più accogliente rispetto alle novità, e anzi chiederle un po' di più queste novità e non solo contrastarle. Questo è quello che mi sento di risponderti. Grazie Enrico. Allora abbiamo ancora due stimoli che si assomigliano, quindi te li leggo insieme. Una persona, un genitore in questo caso, chiede come si possa nel quotidiano potenziare l'autostima dei ragazzi, e un'altra persona chiede se a te sia mai capitato di aver sostenuto qualche ragazzo che sembrava arreso, che aveva sbagliato molte volte. Allora, avendo poco tempo, ti posso dire una delle cose principali che si possono fare per sostenere l'autostima dei più piccoli, ed è far fare tutto da soli.
fargli fare le cose da soli, lasciare questa grande fiducia di dire fai tu. Questa è una tua responsabilità, te la devi gestire tu in tutto. Cominciare da molto piccoli, io parlo di cominciare dalla scuola dell'infanzia, farti la borsa per la merenda, te la devi fare tu. Alla primaria, allo zaino, te lo devi fare tu. E se dimentichi qualcosa, bene, ti serve, ottimo. Magari il momento di imbarazzo quando la maestra dice tirate fuori il libro di inglese, tu non hai il libro di inglese dentro lo zaino e ti senti naturalmente che hai dimenticato una cosa, ti serve quella roba lì, perché il giorno dopo non la dimentichi più il libro di inglese, perché ti ricordi di quella imbarazzo che hai provato. E quindi, accompagnato a questo, non sentirci noi in colpa, noi adulti, quando il bambino o la bambina fa qualche cade in qualche modo. Se dimentica il libro d'inglese non è colpa tua del papà, è colpa del bambino, cioè è una sua responsabilità, neanche colpa, è sbagliato dire, vedete, colpa, è responsabilità del bambino. Quindi una cosa che aiuta tantissimo è lasciare delle responsabilità. Per esempio, noi facciamo nella nostra scuola ogni anno un musical. Tu non hai idea del grado di fiducia che riesce a dare il fatto che sto musical, a parte proprio la regia, così un po' da parte mia, l'aiuto nella stesura della sceneggiatura, eccetera, ma i costumi, le scenografie, le musiche, l'apparato multimediale dietro, tutto quanto è fatto solo da ragazzi di 12, 13 e 14 anni, tutto da soli fanno, con la mia supervisione, ma tutto da soli. E non hai idea di quanto si sentano rinforzati per il fatto di fare una cosa da soli, portarla avanti da soli. Ecco, quella è l'arma più potente per rinforzare l'autostima. E l'altra domanda me la sono dimenticata, scusate. Ah sì, ti è mai capitato? È mai capitato a te di sostenere l'autostima di qualcuno che invece sta mollando, che non ci credeva più, che aveva fallito molte volte? Sì, posso anche dire che non sempre ce la si fa facilmente, a volte è un percorso che dura anni, anche perché magari hai da lottare contro, no, substrati di ricordi, di passato che arrivano lì, no, che hanno minato l'autostima alle basi, però posso dire di avere questa grande fortuna di essere in un'età, io penso agli insegnanti delle superiori, ad esempio, è molto più difficile alle superiori. Ed è il motivo per cui credo che chi insegna all'infanzia e alla primaria dovrebbe ricevere stipendi da professori universitari. Perché quello che è in grado di fare una maestra dell'infanzia, quello che è in grado di fare una maestra, un maestro della primaria, proprio per l'autostima di un bambino, cioè può cambiare una vita. Come Steve Jobs, no? Può cambiare letteralmente una vita ed è per questo che è così importante partire fin da subito. Però sì, mi capitano costantemente queste situazioni, ma è normalissimo. Non sempre è possibile farcela, anche perché, ripeto, siamo esseri umani e come falliscono i ragazzi, falliamo anche noi insegnanti. Anch'io ho fallito diverse volte e cerco di trarre insegnamento da quei fallimenti perché la prossima volta magari riuscirò a non fare gli stessi errori. Grazie mille Enrico Galliano, ci stiamo avviando alla conclusione di questo incontro, quindi leggo qualche commento, ci sono dei commenti di apprezzamento che ci arrivano dal web. La dottoressa Darè ha toccato il punto, il discorso non può essere così unidirezionale, talvolta la fiducia manca nei confronti dell'insegnante. I continui cambi di classe e di scuola di questi anni alla ricerca di un bravo insegnante sostituiscono l'assunzione di responsabilità da parte di alcuni genitori, quindi il punto che lei ha toccato, apprezzato da questa persona che ci sta seguendo, ovvero la collaborazione anche da parte della famiglia. E poi un'altra persona dice un Enrico Galliano in ogni scuola di ordine e grado con 4, 5, 6 punti esclamativi, quindi se troverai il modo di clonarti possiamo sostenere il commento di questa persona.
con la quale naturalmente concordiamo. Dunque, un'altra cosa che ci teniamo moltissimo a fare prima di chiudere questo incontro è citare le molte classi che ci stanno seguendo, quindi nel frattempo altre si sono aggiunte, quelle che c'erano all'inizio hanno aggiunto il nome e quindi possiamo finalmente nominarli, salutarli. Quindi, con tutto l'affetto del nostro festival, ringraziamo e salutiamo l'Istituto Manicone Fiorentino di Vico del Gargano, che è scuola primaria e secondaria di primo grado. Ci sono le classi quarta A, quarta B, quarta D, quinta A, quinta B, quinta D, prima C, seconda B, terza A, terza C e terza D. Vogliamo proprio salutarli tutti, visto che ci stanno seguendo e ricambiano. Ringraziamo quindi la professoressa Tomaiuoli e la dirigente abruzzese di questo istituto. Poi c'è il Liceo di Scienze Umane, quindi i vostri colleghi, delle ragazze qui in sala, il Liceo di Scienze Umane Pugliati di Sacile con l'insegnante Piccinin, la seconda A e la terza B della scuola Corazzin di Arcade e poi la terza A della scuola da Ponte che ci ospita, che si aggiunge a quelle citate prima con la professoressa Busatto. Ecco, credo e spero che li abbiamo salutati tutti. Grazie per l'applauso dalla sala. Quindi grazie anche alle classi del Liceo di Scienze Umane Marcantonio Flaminio che sono venuti fino a qui, con la loro dirigente Emanuela Darè, che ringraziamo moltissimo per la sua presenza e il suo contributo. Ringraziamo il sindaco del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, Nicola Scorrocher, e vi invitiamo a restare collegati con il nostro festival consultando il programma sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Salutiamo ancora una volta, così ci saluta anche lui, Enrico Galliano con una L. Siamo stati veramente molto felici di averti qui con noi, speriamo di poter realizzare anche degli incontri in presenza prima possibile, visto che le distanze non sono esagerate tra Vittorio Veneto e la provincia di Pordenone dove tu vivi e lavori. Quindi veramente un sentito ringraziamento per il tuo contributo che ha messo al centro i ragazzi, questo ci è piaciuto tantissimo, veramente lo abbiamo apprezzato, ma che ha anche interrogato noi adulti, insegnanti e genitori sulla nostra parte della loro felicità e della loro gioia, coerentemente con il festival che stiamo portando avanti. Il Comune di Vittorio Veneto, in particolare l'assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per aver partecipato e vi invita a continuare a seguire il nostro programma. Vi aspettiamo alle ore 15 perché ci connetteremo con Madan Kataria e Laura Toffolo, rispettivamente dall'India e da Roma, per un incontro sullo yoga della risata dal titolo Ridi con il corpo, la tua mente lo seguirà. Alle 18:30 avremo Bernardo Couturier e Leonardo Fogassi che ci parleranno di questo tema, faccio io per piacere, e quindi di come favorire l'autonomia e l'autostima dei bambini anche molto piccoli. Saremo poi in diretta questa sera dal Teatro da Ponte di Vittorio Veneto alle ore 20:15 per un dialogo tra Fabio Cinti e Guido Guerrera dal titolo La musica che cura, incontro al quale seguirà un concerto di Fabio Cinti che vi invitiamo a seguire. E quindi, che dire, rimanete veramente connessi con noi e con questo nostro sforzo di favorire la gioia a tutti i livelli e soprattutto in educazione. Grazie per averci seguito fino a qui e ci vediamo con i prossimi incontri di Educhiamoci, giornate per l'educazione. Buona giornata a tutti.